Amici, siamo pronti per iniziare un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, però qua c'è Jessica, quindi Jessica, tutto bene? Sì, grazie, bene, bene. Tu inauguri la puntata di oggi, prova a leggerci questo detto. Le mei andà dal forner che dal spezier. Jessica, dai, non è andata male, poteva andare peggio. Che significa? Allora, spezier, non mi viene bene. Le spezie... Tabacchino. No, ma ti do un aiuto solo perché sei giovane e bella, per questo, altrimenti... Spesiere è il farmacista. Farmacista, ok. Quindi è meglio andare dal fornaio che dal farmacista. Certo, è meglio star bene che star male e andare dal farmacista, giusto? In farmacia non si compra il pane, no? Esatto, magari. Va bene, brava Jessica, grazie. Grazie. Iniziamo tra pochissimo. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, grazie per essere sempre in nostra compagnia. Vi raccontiamo ora in apertura di puntata un'opera di Lattanzio Gambara, Apollo. Oggi parleremo di un affresco che raffigura Apollo come dio della musica, opera del pittore bresciano Lattanzio Gambara. Esso ornava anticamente il camino di una villa a Monpiano e faceva parte di un più vasto ciclo dipinto eseguito nel 1557 dall'artista dentro una sala al piano terreno dell'edificio. Apollo è seduto su un drappo che gli copre appena una spalla e reca una lira da braccio, descritta con grande precisione. Dallo sfondo avanza un putto che tiene tra le mani un flauto dolce. Nonostante i limiti imposti dalla cornice dipinta che delimitava lo spazio al di sopra del camino, il pittore raffigura Apollo in un atteggiamento di ricercata eleganza, sottolineata dal composto disegno del profilo e dalla stesura compatta del colore. Sarà bellissimo quindi visitare anche la nuova Pinacoteca Tosio Martinengo, però sarà anche bello andare dal Forner oppure dal Spesier, no, forse meglio dal Forner. Insomma, lei mena del Forner che dal Spesier. Via! Angelo e Giovanni, da Borgo Satollo a Giovanni e da Dello Angelo. Ma dove vi siete trovati voi? Noi sarà 20 anni qui al bar a San Faustino, al bar delle due stelle. Ah, e offre ogni tanto da bere, Angelo? Sì, ogni tanto. Sia io sia lui, offriamo uno con l'altro. Che mette la mano al portafoglio e basta. Beh, ascolti, non metta la mano al portafoglio, ma metta gli occhi qua. Lei è andata dal Forner che dal Spesier. Che significa? Che sai spessere spendi molto di più e più sei malato. Ma chi è lo Spesier? Spessere è farmacista. Bravo Angelo. Quindi lei è andata del Forner. Sì, e spendi meno e risparmi e stai bene perché mangi. Lei ci va dal fornaio? Si va dal fornaio lei? Io vado dal fornaio, perché costa meno che... Come? Lui è proprio un mangiapane. Lui quando si mangiava qua a Brescia, lui andava a prendere il pane e quando arrivava là 2 si erano mangiati. Questo è dialetto vero, che il forner ci dà da mangiare e lo spezier ci dà le medicine. Quindi... Se mangio sto bene, se mangio le medicine probabilmente qualche problema ce l'ho. È meglio andare dal fornaio che dal droghiere. Sì. Spessiere. Sì, non è proprio il droghiere, ma ha a che fare... No. Vedi che da Bergamo però non vogliono parlare, ma arriva il suggerimento. Lei è andata al Forner che da Spesier. È il farmacista. Il farmacista. E perché è meglio andare dal fornaio piuttosto che dal farmacista? Perché vuol dire che si sta bene, certo. Lei è andata al Forner, caro Massimo, che da Spesier, ovvero... Che significa? Sempre dal fornaio per il pane. Devo andare al fornaio a prendere scarpe, no? Pane no? Buono, quale pane compri? Le rosette così. E perché è meglio andare dal Forner piuttosto che dal Spesier? Tu lo sai chi è lo Spesier? Lo spessiere no, non so cos'è lo spessiere. Comunque andare al fornaio è già una buona cosa, Sì, è no? una buona cosa andare al Tutti i giorni vai? Sì, prendo il pane dal lunedì al sabato, mi manda mia mamma. Lei è andata dal Forner che da Spesier, cioè? Allora, qui c'è un chirurgico speciale, uno che vende le spezie va anche bene perché ti possono dare, una volta che se c'è male le drogherie, giusto? Però qui ha a che fare più con questa accezione con le medicine. Ah beh sì, speziere chirurgico speciale, nel senso che uno quando andava dentro nelle farmacie e chiedeva qualche cosa in merito. E perché è meglio andare dal fornaio, dal Forner che da Spesier?
Perché sicuramente dal fornetto potete fare una ciabatta per fare un bel panino con la mortadella e col salame. Le mena del forner che dal spesier, vero? È meglio andare dal fornaio che dal farmacista. Ovvio, l'abbiamo detto, dal fornaio si compra da mangiare, dal farmacista si comprano le medicine, quindi si presume che qualcuno non stia bene. Noi vi salutiamo e andiamo dal fornaio. Alla prossima, ciao!